Inizia oggi un campionato molto difficile per lo Spaghetti Blue Orange, il campionato nazionale di Serie B di calcio a 5. Attenzione, Luca Bianco, il pareggio del capitano del Blue Orange che ruba la palla a Licciardi, riesce a saltare il portiere e a pareggiare. Ora eccolo il gol di Giustacchini. Gol di Giustacchini su assist da calcio d'angolo di Luca Bianco. Eccolo il gol di Maurizio Melini su un grandissimo capovolgimento di fronte. Attenzione alla ripartenza, ancora Enrico Serva e questo è fallo e ammonizione. È giusto e c'è statuto. Sul pallone Trama vediamo Simone Torre schierato leggermente dietro, Ausenda largo, va sul sinistro di Simone Torre e la vede la porta, lo dicevamo prima, un giocatore in grande crescita. E subito il pareggio di Trama che è un gol veramente pesante. Trama Davide, 3 pari. Grandissimo gol, grandissimo! Eccolo! Il gol del capitano, il gol di Luca Bianco, il giocatore che più in questo momento sta dimostrando continuità. Eccolo ancora! E l'ha detto! È sempre lui, il capitano! Grandissimo pareggio, grandissimo! È il solito importante numero di un giocatore sempre più importante per questa squadra, Trama. Gol! Grandissimo gol! Il gol di Maurizio Melini! È stato anche molto bravo Enrico Serva a fare il velo, il pallone è portato dietro. Bianco. Era un pallone importante per Torre, attenzione Torre sull'uscita del portiere, riesce a insaccare col sinistro. Blue Orange che si riporta in parità immediatamente. Silenzio nel San Camillo, trova Torre con il sinistro, la parata, però c'è la ribattuta, attenzione un muro umano e alla fine la palla esce di un soffio. Torre, Stassi ancora in mezzo, bellissima combinazione con Torre che trova il pareggio, 2-2, Blue Orange ancora a livello, Blue Orange ancora viva. Ecco il gol di Simone Torre, il quinto gol in campionato anche il suo. Attenzione intanto al gol di Bianco che accorcia le distanze sul 7-2 e ci voleva forse questa iniezione di fiducia. Eccolo il gol, il primo gol in campionato di Mattia Calvi su assist di Padovani. Attenzione Magno e va a concludere benissimo e quindi 8-4. Ci vediamo nel 2014 sperando nella ripresa e nel recupero da parte del Blue Orange.